In corsia 1 Martina Santi, SC Nuoto. In corsia 2, in lane 2, representing Gorenica Radovlica, Slovenia, Markun Manca. In corsia 3 per l'Hydros, Lucia Menegaldo. In corsia 4 è la campionessa italiana giovanile in carica dei 100 rana. Per lei ai criteri anche l'argento dei 100 farfalla e 200 misti, il bronzo dei 50 stile libero. 4 finali conquistate all'Energy Standard Cup con la nazionale giovanile. Karen Asprissi, Sport Club 63. Al suo fianco in corsia 5 Laura Mazzotta, Hydros. Corsia 6 Sara Ciuffa, Ginnasium Pordenone. In corsia 7 Elisa Turco, stile libero. In 8 Marta Zomero, Unione Nuoto Friuli. Intanto siamo partiti con la prima delle 7 finali della Rana. Al termine delle prime 3 della categoria ragazzi andremo alle premiazioni per poi proseguire con le finali junior e assolute. Ancora premiazioni, poi tutte le finali dei 200 stile libero e tutte le relative premiazioni. Passaggio ai 50 di Karen Asprissi, 35,58, la Menegaldo insegue in 35,90, lì vicina Mazzotta in terza posizione, 36,25. Primato italiano detenuto da il primato della manifestazione detenuto da Arianna Castiglioni, la campionessa italiana che ha nuotato qui il record nel 2011, 1:12,03. La Sprissi per vincere il titolo ai criteri a 1:12,61 rimane davanti alla Mazzotta e alla Menegaldo. Andiamo a vedere il tempo di Karen Asprissi, 1:15,37, rimane sui passi di questa mattina per la medaglia d'oro davanti a Laura Mazzotta, Hydros.